Cari giovani, quest'anno festeggiamo i 100 anni della nascita di San Giovanni Paolo II. È una bella occasione per me rivolgermi a voi, giovani di Cracovia, pensando a quanto lui amava i giovani e ricordando la mia venuta tra voi per la GIMG del 2016. San Giovanni Paolo II è stato un dono straordinario di Dio alla Chiesa e alla Polonia, vostra patria. Il suo pellegrinaggio terreno è iniziato il 18 maggio 1920 a Wadowice e terminato 15 anni or sono a Roma. È stato segnato dalla passione per la vita e dal fascino per il mistero di Dio nel mondo e nell'uomo. Lo ricordo come un grande della misericordia. Penso all'enciclica Dives in Misericordia, alla canonizzazione di Santa Faustina e alle istituzioni della Domenica della Divina Misericordia. Alla luce dell'amore misericordioso di Dio, lui coglieva la specificità e la bellezza della vocazione delle donne e degli uomini, capiva le necessità dei bambini, dei giovani e degli adulti, considerando anche i condizionamenti culturali e sociali. Tutti potevano sperimentarlo. Anche voi oggi potete sperimentarlo conoscendo la sua vita e i suoi insegnamenti, disponibili a tutti anche grazie a Internet. Ognuno e una di voi, cari ragazzi e ragazze, porta l'impronta della propria famiglia, con le sue gioie e i suoi dolori. L'amore e la cura per la famiglia è un tratto caratteristico di Giovanni Paolo II. Il suo insegnamento rappresenta un sicuro punto di riferimento per trovare soluzioni concrete alle difficoltà e alle sfide che le famiglie devono affrontare ai nostri giorni. Ma i problemi personali e familiari non sono un ostacolo sulla vita della santità e della felicità. Non lo erano neanche per il giovane Karol Wojtyła, che da ragazzo patì la perdita della madre, del fratello e del padre. Da studente sperimentò le atrocità del nazismo e gli portò via tanti amici. Dopo la guerra, come sacerdote e vescovo, dovette affrontare il comunismo ateo. Le difficoltà, anche dure, sono una prova della maturità e della fede, prova che si supera solo basandosi sulla potenza di Cristo morto e risorto. Giovanni Paolo II lo ha ricordato a tutta la Chiesa fin dalla sua prima enciclica, Redentor Hominis, dove dice: l'uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo deve, con la sua inquietudine e incertezza, e anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in Lui con tutto se stesso. Cari giovani, è questo che auguro a ognuno di voi, di entrare in Cristo con tutta la vostra vita, e auspico che le celebrazioni del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II ispirino in voi il desiderio di camminare coraggiosamente con Gesù, che è il Signore del rischio, è il Signore sempre oltre. Il Signore, come a Pentecoste, vuol realizzare uno dei più grandi miracoli che possiamo sperimentare: far sì che le tue mani, le mie mani, le nostre mani si trasformino in segni di riconciliazione, di comunione, di creazione. Egli vuole le tue mani, ragazzo e ragazza, vuole le tue mani per continuare a costruire il mondo di oggi.
Vi affido tutti all'intercessione di San Giovanni Paolo II e vi benedico di cuore. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.